Assessore, oggi la Regione ha manifestato con atto formale l'interesse per l'accordo di programma per dare avvio all'atteso lavoro per la tangenziale sud. Sì, questo è un atto importantissimo perché la Regione afferma l'importanza per la struttura viabilistica regionale di questa infrastruttura. Non è cioè un'infrastruttura legata solo al contesto udinese, ma è sostanzialmente una nuova arteria che chiude i collegamenti e li rende più fluidi tra Pordenone e Gorizia e Trieste. Quindi il tema della tangenziale sud diventa un tema concreto perché questo è un atto che dà avvio alla convocazione della conferenza dei servizi che porterà all'accordo di programma, all'interno del quale abbiamo previsto anche delle novità, come ad esempio la VIS, la valutazione dell'impatto sulla salute, e quindi in termini di inquinamento acustico ed atmosferico verrà valutato insieme all'ARPA e insieme all'azienda sanitaria, che ringrazio per la collaborazione per questa nuova esperienza regionale. Verrà appunto valutato quali sono le case che possono essere investite da questa problematica per proporre quindi una soluzione in sede progettuale. Dicevo, è uno strumento nuovo che risponde ad un'esigenza manifestata dal territorio di tutela dei propri cittadini e quindi da un lato certamente di costruzione di nuove infrastrutture, un'infrastruttura attesa da 30 anni nella nostra regione, ma soprattutto realizzate nell'interesse collettivo anche dei territori.